Amici del terzo tempo, un saluto da Priamo Marrazzo, siete collegati con Nuoro, campo di Città Giardino, campionato regionale juniores girone C, nuorese Macomer, la corazzata verde-azzurra contro la rivelazione del torneo, prima contro seconda divise da 11 punti. Scopriamo subito le formazioni. Mister Francesco Succu manda in campo Uda, Ortu, Nughedu, Pintore, Serafino Caggiu, Lungi, Gianpietro De Murtas, Sagoni, Pala, Fadda e Contena. In panchina ci sono Granara, Diego De Murtas, Diego Caggiu, Marco De Murtas e Loddo. Enrico Peterelli schiera il Macomer con Lento, Carta, Arbau, Secci, Aresu, De Montis, Muggianu, Falchi, Giampaolo Ledda, Puggioni e Chelo. A disposizione ci sono Luigi Ledda, Arca, Angius e Oggianu. Tante le assenze da una parte e dall'altra. Arbitra Congiù di Silanus. Giornata fredda, l'impianto in terra battuta della zona residenziale del capoluogo viene spazzato via da un forte vento che comunque non ha allontanato alcune decine di spettatori interessati a questa partita di cartello. Nuorese in maglia bianca con inserti verdi, il Macomer nella tradizionale casacca giallo-rossa. Calcio d'inizio affidato ai padroni di casa. Pala toccherà per Nicolò Fadda, dotato di un buon destro. Il tocco, la barriera respinge, palla ancora buona, esce lento, abbranca la sfera. Possibilità di riversarsi nell'area avversaria. Spinge Pintore. Secci in mezzo, nessun problema per Uda. Dal corner va Gianpietro De Murtas. La deviazione ravvicinata, il portiere controlla. Sulla palla come al solito uno dei gemelli. In mezzo, il colpo di testa in tuffo ancora lento, la tiene. Punizione interessante. Parte Pala, niente da fare, il portiere blocca. Posizione defilata. Sul primo palo interviene sotto misura un compagno, palla che si impenna. C'è anche Lungi. Va lui col sinistro, la respinta, palo, arriva Contena, incredibile palla fuori, sfortunata la nuorese. Inizia la ripresa sempre 0-0 tra nuorese e Macomer. Nughedu è abile nelle conclusioni a giro. Direttamente in porta, palla fuori non di molto. La nuorese prova ad entrare per linee esterne. Lungi, apre per Nughedu, costante proiezione offensiva, se ne va, attenzione, tocca per Diego De Murtas, salta un uomo, un secondo in aria, tiro centrale. Pallone in aria, esce lento, gli sfugge dalle mani. Pala, apre intelligentemente sulla destra, dove c'è Loddo. Esterno di Tetti, punta l'uomo, saltato, se ne va, può metterlo in mezzo, fa buona guardia il portiere. Mister Succu si gioca anche la carta di Diego Caggiu, gli fa posto Pala, che comunque non ha demeritato. Vanno dentro quelli della nuorese, aria affollatissima. Loddo, respinta, palla ancora buona. Nughedu in mezzo, la deviazione, c'è il gol! Nuorese in vantaggio, è stato il neo entrato in campo Diego Caggiu a spingere la palla in fondo al sacco. 1-0, crolla il muro del Macomere che ormai assaporava il gusto del pareggio. Gianpietro De Murtas è pronto a partire. A giro, volo plastico di Lento che respinge. Sempre Gianpietro De Murtas, non si ferma un attimo, lo scarico per Nughedu, Caggiu, ancora all'indietro. Gianpietro De Murtas, il tiro parato, cercato il secondo palo. Ma come prova a sfruttare questa palla in aria? La conclusione, ci mette una pezza Uda. Lento, scaraventa la palla in avanti, a vuoto Loddo, ultimo assalto. E non c'è più tempo, vince la nuorese 1-0, decide la rete di Diego Caggiu nel finale di gara.
verdi-azzurri riscattano la sconfitta dell'andata, che resta l'unica di tutto il campionato, e volano a più 14 sul secondo posto in attesa di conoscere il risultato del taloro. Da noi è tutto, grazie per averci seguito. Da Primo Marrasso, appuntamento alle prossime partite di calcio giovanile.